Ciao Lo. Ciao 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 ciao. Ciao Giulia, ciao Luca. Buon tè a tutti quanti. Non so se voi vi state bevendo una tisanina, ma super top alle 9 di sera. Tra l'altro da notare come la tazza sembra il CD di Bruno Risas, ma vabbè. Aspettiamo che si colleghi un pochino qualcuno e poi vi faccio un po' di compagnia. Ciao Gino. Con lo sguardo fisso in aria. Bene. Sono un pochino timidina, scusate. Oh, 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 oh. Allora, ciao a tutti, quelli che si sono collegati, aspettiamo che si colleghi magari ancora qualcuno e poi, ripeto, ci facciamo un po' di compagnia tutti assieme. Come state intanto? Come state? Come sta andando questa dolce quarantena? Più o meno. Ciao Giulia, ciao Parmi. Strano. Ciao. Intanto volevo ringraziare Indipendenza Sonora che ha lanciato questa fantastica idea che è canzoni dall'appartamento, anche se in realtà io abito in una casa, quindi in realtà è canzoni dalla casa in questo momento, o meglio dalla mia stanzetta, ed è un'iniziativa bellissima per tenerci insomma un po' di compagnia. Ciao, ciao Francesco, ciao Raresh, per tenerci un pochino appunto di compagnia. Io mi chiamo Lucia, e potete, se vi va, possiamo parlare un po' insieme, possiamo suonicchiare qualcosa insieme, chiacchierare, berci, ripeto, una tisana. E sì, ciao Omar. Stasera vi canto un paio di canzoncine che potete trovare insomma nell'EP di Cerotti su Spotify e su tutte le altre insomma piattaforme. Ciao Andrea, si è collegato anche Andrea, che ringraziamo per insomma aver dato vita a questo piccolo progettino. Niente, vi suono qualcosina. Questa canzone, la prima che vi faccio sentire, si chiama Cuore ed è appunto la prima traccia dell'EP e niente, ve la faccio sentire. Cuore, non dirgli perché ti comporti così. Cuore, non dirgli ti amo, sarà la fine. Cuore, che vuoto vuoi? Vuoi ancora partire? Profumo di agrumi e profumo che è solo tuo. Profumo indescritto dalle leggi dell'olfatto e il profumo sulla tua pelle. Dimmi con chi devo parlare per scappare via e andarmene lontano da qui. E questo era Cuore. Oh, che ridere, cioè la mia mamma collegata quando mia mamma potrebbe semplicemente aprire la porta, ma non importa. Che ridere. Vabbè, questa era Cuore
ed è la prima canzoncina appunto che potete trovare all'interno di Cerotti. Cerotti è un dischetto, è un EP, è uscito, grazie Luca, uscito il 29 di febbraio e che appunto racchiude 4 piccole canzoncine, 4 piccole, possiamo intenderle come passeggiate. Piccole passeggiate, insomma, in cui grazie mille, che ho fatto nella scrittura, insomma, di questi pezzi. Io non sono molto brava a parlare, quindi parlerò poco, cercherò di parlare poco. Però se avete domande, se avete curiosità, se volete anche parlare di qualsiasi cosa, insomma, più che volentieri. 29 febbraio da ricordare, direi di sì, visto che poi si è scatenato praticamente il finimondo, ma insomma speriamo che passi in fretta tutta questa cosa. La prossima canzone che vi faccio sentire si intitola Malumore ed è una canzone, scusate perché io nel frattempo sto seguendo un attimo Andrea, ok, va bene. E appunto la prossima canzone che vi faccio sentire si intitola sì, la tua Telecaster. Sì, dovete sapere che in questa povera quarantena io mi sto praticamente tenendo un sacco di cose di altre persone che non sono riuscite a venire a recuperare da casa mia, quindi tipo questa Telecaster, un paio di pedalini, un paio di ukuleli, sono tutti a casa mia e se rimarranno in mano mia per un bel po', mi sa. Questo è appunto Malumore, è una canzone che parla di questo sentimento. Ciao Elisa, ciao. Questo sentimento, questo modo di stare, di essere, che è buffo perché come definizione ha un motivo grave di reciproca incomprensione. Bah. Ho provato a non pensare a te, a sedermi e bere il mio caffè. Ho provato a non fumare più, respirare aria, ma tu cosa vuoi di più? Da Udine alle Vine un'ora, poco più a 100 all'ora, in autostrada a bruciare i sentimenti mi hai insegnato tu. Bombe, parole di cera si lasciano coinvolgere, scivolano giù. Oh, bombe a mano a ferire i sentimenti mi hai insegnato tu che hai solo malumore nel tuo cappotto, hai solo malumore nel tuo cappotto. Yeah. Grazie Elisa, grazie. Ah, a proposito, colgo l'occasione, visto che c'è Elisa collegata, non so se ti vuoi collegare Elisa direttamente o se vuoi che ne parlo io. Aspettiamo di vedere se risponde.
Sei ok, grazie, anche tu non sei niente male. E allora, Elisa non risponde, ok, allora ve ne parlo io. Ah, ok. Niente, visto che siamo anche un po' collegati, volevo parlare... No, dai, Elisa. Ok, vabbè, comunque volevo cogliere appunto l'occasione per presentarvi questo piccolo progetto che sta promuovendo Elisa, che speriamo che si faccia viva, se no pazienza, e, che si intitola Viva l'Italia. Cos'è Viva l'Italia? È un piccolo progetto che appunto sta promuovendo Elisa, nato un po' da quello che sta succedendo in questi ultimi giorni, quindi come avete potuto notare ci teniamo compagnia con un po' di arte, parlando, suonando, cantando dal balcone oppure da dentro casa, e l'idea è appunto quella di raccogliere un po' di video dove chi vuole può cantare, può suonare, può fischiettare anche la canzone appunto di Francesco De Gregori. Se vi interessa come progetto potete trovare tutte le informazioni comunque sull'evento Facebook, che magari poi in qualche modo vi facciamo trovare, e alla fine verranno raccolti tutti i video delle persone che entro il 25 marzo, se non sbaglio, verranno inviati, verranno raccolti in un grande video con tutti quanti, e penso sia una bellissima iniziativa per comunque testimoniare che siamo tutti insieme, che insomma la musica e le canzoni... Sì, Elisa, era meglio se lo presentavi tu, però insomma la musica e le canzoni salvano e ci vogliono sempre, cioè fanno sempre molto molto bene al cuore. Visto che è collegato, spero ancora, volevo ringraziare Raresh per aver colorato le canzoni che state sentendo, che appunto potete trovare all'interno di questo dischetto che si chiama Cerotti, ed è insomma grazie a lui se queste canzoni si sono riempite di belle emozioni, insomma, e di... Grazie Elisa. E se sono appunto state arrangiate con un gusto proprio bello, quindi io lo volevo ringraziare. E se vi va di, se vi va di ascoltarle non solo chitarra voce appunto come in questa diretta, le potete trovare insomma su Spotify, e colorate, prodotte da Raresh e mixate poi da 900, che saluto, non so se ci sia però. Bene, la prossima canzone che vi faccio ascoltare si intitola Muri Rossi. Muri Rossi, che è un po' una canzone... Allora, io non sono... non ho... come si può dire? Non è da tanto che, insomma, scrivo canzoni, o meglio canzoncine, perché non durano tantissimo. Però le uso per dire cose che magari non riesco a dire con le parole di persona, perché non sempre si fa, cioè un po' fatica ogni tanto a parlare, no? Come in questo momento, potete vedere sono un po' impacciata, però le canzoni insomma servono per dire le cose che magari spesso ecco, si fa fatica a dire, attraverso anche alcune filastrocche, come potrebbe essere quella del nostro ritornello. E niente, questo è Muri Rossi. Muri rossi calpestano le strade, salta solo strisce bianche. Non chiederlo mai, no, non chiederlo di notte, non chiederlo mai ad alta voce, non fidarti mai sulle mie parole, non fidarti mai della mia voce. Tu non puoi più prenderti cura di me,
Batto le mani, schiocco le dita, ho una barriera per tutta la vita. Batto le mani, schiocco le dita, ho una barriera per tutta la vita. Per me, per me. Tu non sai mai prenderti cura di me. Tu non puoi più prenderti cura di me. Yeah. Ciao Eugenia. Ciao anche a chi si è aggiunto. Questa era Muri Rossi. E se avete... Oh, grazie Gino. Se avete qualche domanda o se, non so, volete un po' chiacchierare, io sono molto molto contenta di tenervi un po' di compagnia ancora per magari un quarto d'ora. Cosa vi sta insegnando la quarantena? Domanda da 1 milione. Ok, vabbè, niente domande. Allora vi suono un'altra canzone, sempre contenuta all'interno dell'EP. Si intitola Giro, è l'ultima canzone canzoncina che potete trovare. Non so bene come descriverla. È un ciclo, come le cose che avvengono, insomma, nella vita. Ha tutto un inizio, tutto ha una fine, oppure tutto è continuo. Però diciamo che è una canzone un po' per accettare il fatto che, appunto, delle volte le cose possono finire e bisogna attendere che, insomma, giri la situazione. Dritto, storto, a piedi nudi o in moto, quale verso ha scelto il mondo, quale verso accetterà. Lui guarda, gira e gira e per tutti girerà. Gira il mondo, gira storto, gira verso un altro amore. Non ti scordare, non ti scordare, non ti scordarti me, non ti scordare, non ti scordare mai di E questo era Giro. Giro, giro. Speriamo che giri questa situazione e che cambi. Ciao Chiara. Oh, che bello. Ciao Chiara. Oh, sono super felice di questa cosa. Grazie mille. Ciao Chiara Zaia. Ma come state voi, no? Nel senso, siete bene? Tutto ok? Da là dietro? Che strano. È il primo concerto
a casa. È stato bellissimo, è stato un motivo per togliersi innanzitutto il pigiama, perché non so voi come state vivendo questi giorni, ma io sono perennemente in pigiama, spettinata e con la chitarra in mano. E quindi è stata un'occasione per tipo darsi un attimo un tono e tornare nel mondo dei vivi. Però insomma spero che questi giorni non siano troppo bui. Vi faccio altre due canzoncine, ma prima volevo dirvi che sabato questo ci sarà un'altra puntata di canzoni dall'appartamento e l'ospite sarà una cantautrice favolosa che si chiama Mimosa, quindi vi invito ovviamente a seguire gli aggiornamenti da... Ciao Francesco! Vi invito a seguire insomma gli aggiornamenti della pagina, perché così insomma potrete sapere orario e canale dove poter seguire appunto la diretta di Mimosa, che sarà appunto questo sabato, quindi mi raccomando seguite la pagina di Indipendenza Sonora e aspettate aggiornamenti. Io sto rileggendo I Promessi Sposi, bello, Andrea, che poi in realtà mi ricordo che tipo alle superiori ci hanno fatto fare ad ognuno, a coppie di due, ci facevano fare le scenette dei Promessi Sposi e a me era capitata quella sulla Monaca di Monza insieme alla mia compagna di banco, è stato esilarante, ma più che I Promessi Sposi sicuramente da guardare sono I Promessi Sposi in 10 minuti. Quelli hanno salvato penso la vita a un sacco di studenti. E voi altri 16 connessi con noi, cosa state leggendo in questo periodo? Ciao Chiara, cosa state leggendo di bello in questo periodo? Consigliatemi qualche libro che non so più come rimandare quello per la tesi. Vabbè, quindi due cose. Esatto, sono la monaca, ma non sono suora perché... Comunque, niente, adesso chiusa parentesi, Promessi Sposi. Volevo quindi ricordarvi, ricapitolando, di andare a cercare Viva l'Italia, che è questo evento appunto che sta creando Elisa Bonomo, e Lovercraft. Ok. Ah, ciao Mirko! e di aspettare novità sulla diretta di questo sabato con Mimosa. Bene, io ringrazio ancora Indipendenza Sonora per avermi dato insomma spazio di suonarvi qualcosina, di tenervi compagnia in questo mercoledì, stavo perdendo il conto dei giorni, mercoledì sera. Mi raccomando, seguite la pagina così da scoprire i prossimi appuntamenti. Io sono Lucia, Acqua Distillata, che è un po' questo nome coperta che mi sono creata in una situazione molto buffa. Scrivo canzoncine piccole che potete trovare su Spotify e su altre piattaforme multimediali o digitali o insomma in internet. E sono state appunto correlate da Raresh e prodotte anche da 900, e adesso vi faccio invece ascoltare una canzoncina che penso sia azzeccata per i tempi che stiamo vivendo. Vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio grande, spero che vi siate divertiti in questa diretta un po' buffa. E a proposito, visto che appunto si chiama Canzoni dall'appartamento, prima di farvi l'ultima canzone vi leggo una frase molto bella di questo disco che a me è piaciuto da morire. Leggi fatto in casa da Benedetta. Sì, basta che dopo fai qualcosa da mangiare, mamma. Comunque, prima di lasciarvi vi leggo questa frase del disco che secondo me è molto bella, quindi ve la voglio lasciare. È della traccia numero 7 che si intitola Me e dice: e se voglio ritrovare la ragione devo cominciare da me, rivelarmi in questa mia contraddizione. Penso possa essere di spunto, visto che, insomma, stiamo vivendo dei giorni a casa, un po' magari in solitaria,
e quindi cogliamo anche magari questa situazione per conoscerci un po' meglio tutti quanti, per ascoltare musica, per leggere, guardare fuori, ascoltare anche i concerti che insomma ci sono all'esterno e interrogarci su noi stessi. Vabbè, vi saluto con questa canzoncina. Ti amo, ok. Sì, ma quando ci vediamo, passami a trovare. Una volta o tanto, ti amo, ok. Sì, ma quando ci vediamo, mi fai venire da te. Una volta o tanto, sei così leggera da far piangere i fiori la sera. Ti amo, ok. Sì, ma quando ci vediamo, riempiremo di bolle tutto il patio. Ti amo, ok. Sì, ma quando ci vediamo, passami a trovare. Una volta o tanto, sei così leggera da far piangere i fiori la sera. Baci grandi, grandi abbracci e speriamo di poterci vedere di persona il prima possibile. Ringrazio ancora Indipendenza Sonora, vi ricordo l'appuntamento di sabato questo con... Ok, va bene. Vi ricordo l'appuntamento sabato questo con Mimosa e grazie mille a tutti quelli che... Oh, grazie davvero per esservi collegati, mi fa un sacco piacere e se vi va potete seguirmi su Instagram sotto la pagina di Acqua Distillata e se volete insomma ascoltare altre canzoni che spero che tra poco insomma usciranno e niente, se avete... Ah, come hai cominciato a scrivere? Questa è una domanda molto divertente. Allora, io ho iniziato a scrivere canzoni insieme a Lorenzo, che è questo ragazzo con cui ho anche un duo, ci chiamiamo Luelo, e insieme appunto scrivevamo queste canzoni, lui scriveva la musica e io aggiungevo un testo, spesso nascevano insieme, spesso in momenti separati. E poi in realtà ho iniziato a scrivere più per un'esigenza appunto personale, perché come dicevo qualche minuto fa faccio un po' fatica a dire le cose e le canzoni sono un modo per dire delle cose che magari di persona non riesco a dire visto che sono parecchio impacciata e sono passeggiate dove situazioni comunque in cui ho camminato e che insomma in qualche modo ho bisogno di scrivere, di buttare fuori, però diciamo che l'ho iniziata a prendere un pochino più cioè seriamente, nel senso di dire ok, scriviamo e facciamo qualcosa, grazie a una proposta che mi è stata fatta qualche mese fa, un po' per gioco, mi è stata lanciata questa sfida di scrivere una canzone al giorno per 30 giorni ed è stato un trauma, è stato un bellissimo trauma perché comunque ti mette nella condizione di dover fare un esercizio tutti i giorni e di doverlo fare perché lo devi fare. E da lì ti inizi a conoscere sicuramente un pochino di più e inizi a capire come fare. Quindi da lì poi ho iniziato a scrivere un po' di più. Adesso, grazie anche, vabbè, non si dice grazie di questa situazione, però dal momento che siamo chiusi in casa ho ricominciato questa
questa piccola sfida stanno venendo fuori delle ninna nanne, quindi canzoncine un pochino diverse da quelle dell'altro EP, che spero, insomma, finito magari tutto questo periodo di farvi ascoltare. E, e niente, quindi questo è. Se avete altre domande, comunque io sono disponibile a rispondere, o se volete anche semplicemente dire qualcosa, esprimere un'opinione. Sì, 30 giorni, pensa te. Va bene, vi faccio questa canzoncina che in realtà non fa parte di quei 30 giorni, neanche in realtà tutte quelle dell'EP fanno parte dei 30 giorni. Questa si intitola Coração. Ho margherite nei capelli e una fiaba dei fratelli Grimm e poco altro, fazzoletti da taschino per curare il mio cuoricino. Secco petali di rose, Dio tu menti ad ogni frase, Tito stropiccia le mie pagine, lui stropiccia con dolore, ma come mi inganni con frasi scritte a mano su fazzoletti bianchi, come mi inganni, coração. Come mi inganni con frasi scritte a mano su fazzoletti bianchi, come mi inganni, coração. Mai la voce gocciolonamente prende e pervade la tua mente, goccia dopo goccia nasce un fiore, annegherai, mai come mi inganni con frasi scritte a mano su fazzoletti bianchi, come mi inganni, coração. Come mi inganni con frasi scritte a mano su fazzoletti bianchi, come mi inganni, coração. Questo era Coração. E aspettate che mi sono persa un paio di commenti. Ma le persone a cui tu non hai detto queste parole sanno che la musica è dedicata a loro? Allora, non lo so, ci sono delle... come si può dire? Delle parole che utilizzo o comunque dei luoghi, delle figure, delle metafore che probabilmente le persone interessate riescono a capire, però non è detto che le persone interessate ascoltino le mie canzoni, quindi non lo so, non lo so, in realtà spero sempre che la gente capisca, ma... Ciao Celia! Non lo so se effettivamente poi colga significati nascosti, impliciti. E niente, dai, io spero veramente che vi abbia fatto piacere stare un po' insieme. Spero che... Ehi là! Ciao Celia! Se avete altre domande, se no io vi lascio tranquilli continuare questa serata. E ringrazio ancora nuovamente Indipendenza Sonora, ringrazio tutti voi per essere rimasti qua, per aver ascoltato le canzoni.
Se vi va, continuiamo a chiacchierare anche sul mio profilo di acqua distillata, magari un altro giorno, ci saranno delle altre dirette, penso. E niente, vi auguro una buona serata e vi mando un bacione. Oddio, la mia preferita. Aia, la mia preferita. Ma non è una mia canzone, la mia preferita. Ciao Stella, ehi là. Ciao Matteo. Vi posso fare la prima canzone che mi viene in mente, ma anche se non è mia. Aiuto, dimmi che cos'è. Ma e voi invece quali sono le vostre canzoni preferite? Che avete chiesto a me, ma dischi o canzoni preferite? I Tarm. Oh sì, dai, facciamo una canzone dei Tarm. Facciamo questa, dai. Adesso i miei vicini mi lanceranno. Poverini, stanno sentendo la mia chitarra tutti i giorni. Ok. Le ossa scaverò dal fondo del giardino e le riattaccherò in mezzo alla tua carne. Degli occhi farò a meno, me li ha mangiati corvo, userò tutto il corpo per rivedere te. E se qualcosa di mio ti rimarrà fra i denti, non piangere perché poi lo digerirai. E se qualcosa di mio ti rimarrà fra i denti, non piangere perché poi lo digerirai. Se ti sembrasse tutto vero, se ti sembrasse tutto vero, come il mondo adesso è, se ti sembrasse tutto vero, se ti sembrasse tutto nero, come il mondo adesso è. E se qualcosa di mio ti rimarrà fra i denti, non piangere perché poi lo digerirai. E se qualcosa di mio ti rimarrà tra i denti, non piangere perché poi lo digerirai. Questa era la ballata delle ossa. Spero di essermi ricordata bene il testo perché è bello, toffolo. Beh, non so voi, ma ultimamente in questi giorni mi sto recuperando un sacco di dischi, tra cui c'è praticamente costantemente in loop questo dischetto qui dei Tre allegri ragazzi morti, dove appunto c'è la ballata delle ossa e dopo c'è anche Coda lunga, se non sbaglio. Comunque un dischetto veramente bello. Aspettate che recupero i messaggi. Vero? Mamma, Andrea ti saluta. Ricordati della cover dei Subsonica. Ok, ci lavorerò in questi giorni. E
niente, dai, vi lascio tranquilli in questo mercoledì sera. Ultimissima. E, ultimissima. Cosa vi suono? Vi suono questa canzoncina che spero esca tra poco, se la Rach finisce di colorarla. E non ha ancora un titolo, penso la chiamerò Buon Umore, visto che l'ultima era Malumore, almeno adesso stiamo un po' meglio, dai, tiriamoci un po' su. E sì, dai, vi faccio questa qui. Pronto, buon umore, porta pazienza, sono in stazione. Calma, non ti sento, cambio posto, ti attraverso. Con la coda nel capo del telefono, aspetta, qua c'è tanta calca, la gente ha sempre troppa fretta. Io non riesco a sentire la tua voce, non riesco a sentire la tua voce che a me mancava già, a me mancava già. Pronto, buon umore, scusate, pronto, buon umore, ho finito il turno da 4 ore, voltati, dietro le spalle, sorpresa, dolce cuore, ho lasciato di nuovo quel vecchio brontolone, ma aspetta, qua c'è tanta calca, la gente ha sempre troppa fretta ed io non riesco a sentire la tua voce, non riesco a sentire la tua voce che a me mancava già, a me mancava già, a me mancava già. Pronto, buon umore, ho 10 minuti, devo partire, ho un treno per capitare, un altro colloquio da passare, ma tu, la tua frangetta, il tuo sapore, il tuo tu, a me mancava già, a me mancava già, a me mancava già, a me mancava già. Questo era Buon Umore. E adesso vi lascio sul serio. Vi mando un bacione a tutti quanti, grazie per aver seguito la diretta. Mi raccomando, ricordatevi sabato questo Mimosa. Andate a scoprire cosa sta combinando Elisa Bonomo con Viva l'Italia. E niente, ringrazio veramente tutti quanti quelli che hanno seguito la diretta e ringrazio Indipendenza Sonora, vi mando un grande abbraccio, un bacione e un abbraccio virtuale ovviamente, e dai che questi giorni passeranno e saremo ancora più belli, più fantastici di prima. Ciao a tutti!